assolutamente nessuna finalità discriminatoria, l'intenzione e la finalità istituzionale è quella della massima inclusione possibile. Se lo strumento non va bene, lo verifichiamo, si cambia, gli strumenti si cambiano nel tempo, forse più che illegale può essere inopportuno, lo si verifica. Ci mette la faccia la scuola di Fossò nel Veneziano, finita al centro delle polemiche per i moduli di iscrizione nei quali i genitori degli alunni dovevano indicare l'etnia di appartenenza. Una forma di discriminazione, secondo Rifondazione Comunista, che aveva raccolto la segnalazione di alcune famiglie. Abbiamo immediatamente visto che si trattava di un documento segnato da un'impronta di tipo discriminatorio. Non perché lo diciamo noi, perché lo dice la legge Mancino, la dice la Costituzione italiana, lo dicono i trattati europei. Si trattava solo di un'informazione in più per favorire l'integrazione di alunni provenienti da culture diverse, chiarisce definitivamente la scuola, e tutelare al meglio il percorso di studi, ad esempio dei figli dei giostrai, le cui famiglie si possono spostare spesso per lavoro. Credo che ciò che non debba essere fatto è appesantire la scuola con accuse che non merita, perché nessuna scuola è discriminante. Le scuole fanno uno straordinario lavoro inclusivo, sono credo uno dei baluardi in questo senso e credo che ci si creda davvero, quindi se c'è una sbavatura si può fare l'osservazione e si rimedia.